Buongiorno Leandro Maggi, siamo a Taglio di Po per la 17ª Fondo del Delta. Sono più di 300 gli atleti, cicloamatori ma non solo, che si stanno presentando a questa partenza importante. È una gara dedicata a Gianni Mosca, che è stato per tanti anni il presidente di questa compagine e che purtroppo ci ha lasciato in maniera veramente prematura e inaspettata la settimana scorsa. In ogni caso è la terza prova Criterium Veneto e la seconda prova campionato provinciale AXI, nonché nono trofeo Cicli Viviani, che è l'azienda che ci sta ospitando qua a Taglio di Po. Rinaldo Spadin, organizzatore, presidente tra l'altro di Ciclo Delta, ma organizzatore assieme a tanti altri di questa giornata straordinaria. Voglia di aggregazione finalmente, quanta voglia avevate di ritornare a fare queste cose? Beh, diciamo che dopo 2 anni in effetti c'era sì la voglia di provarci almeno a riorganizzare la nostra gara al fondo. La voglia c'era, ce l'abbiamo messa tutta. Dai primi commenti sembrano anche contenti un po' tutti quelli che sono già arrivati perché sono nati veramente forti, pur essendoci questo vento che ci tormenta. Quindi che dire, bene per il momento e attendiamo che arrivano tutti gli altri per continuare la nostra festa. Lunga vita al ciclismo. Grazie, lunga vita. Grazie Rinaldo. Ciao a tutti, ciao. Nicola Laisi, presidente AXI Ciclismo Provinciale. Quanta voglia c'è di fare questi incontri, anche di aggregarsi? Tantissima, dopo questi 2 anni difficili per tutti, anche per chi ama andare in bicicletta, c'è tanta voglia di tornare in gruppo, a divertirsi e a fare queste belle uscite, vedere dei panorami che qua sono meravigliosi e quindi c'è tanta voglia di riprendere e di ricominciare e speriamo che continui, insomma, di poter continuare ad organizzare manifestazioni sempre così ben messe, ben realizzate. Ecco, stamattina c'erano 300 iscritti, ci dicevi che fra poco ci saranno altre 2 gare importanti. Sì, ci sarà Rovigo, organizzato dalla Tessina, e poi ci sono altre 2 società, il Pontecchio e la Libertas, che si stanno muovendo, insomma stiamo riprendendo piano piano ad entrare nel vecchio regime, quando c'erano 10-15 manifestazioni organizzate in provincia di Rovigo, perché andare in bicicletta, oltre ad essere una pratica sana, una pratica sportiva sana, è anche un bel modo di stare insieme in compagnia, in allegria, e poi come vedete insomma, c'è anche il terzo tempo che non manca mai, che è sempre un momento molto bello per aggregare gli amici ciclisti tra di loro. Assessore allo sport di Portotolle, Vendemiati, che dire, abbiamo detto che è importante la collaborazione tra comuni, qua siamo a Taglio di Po, hanno fatto il giro nel vostro territorio, sottolineando la bellezza del territorio della Sacca di Scardo Variato. È importante per marketing territoriali queste cose? Certo, dopo 2 anni di assenza anche il Ciclo Delta, insomma, queste manifestazioni fanno sempre piacere per il territorio, come hai detto tu, sicuramente Portotoglie, sono insieme, Portotoglie è sicuramente un territorio che ha bisogno di queste manifestazioni per visitarlo e per aumentare anche il turismo, che è una cosa importante, insomma, in questi anni.
Ferruccio, com'è andata? A Soriva e sto vivo.